Lo sbarco che diventa sfida diretta al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lampedusa, porto aperto. È mattina quando la nave Mare Ionio, la nave dei veneziani, la nave guidata da Beppe Caccio e Luca Casarini, porta a terra i 30 migranti, tra i quali una bimba di 1 anno e 3 donne, di cui una incinta, salvati al largo della Libia ieri sera. E ricordo che era stato annunciato che i porti erano chiusi, che la Mare Ionio non avrebbe più navigato e che ci avrebbero arrestati tutti. Allora mi sembra che i porti siano aperti, che noi siamo tornati a navigare da un mese a questa parte e che siamo ancora tutti a piede libero. Nave sequestrata ufficialmente per alcune irregolarità riscontrate durante il controllo delle forze dell'ordine, ma le motovedette della Finanza non hanno intimato l'ALT, consentendo al mezzo di approdare nell'isola. Quando la Guardia di Finanza è salita a bordo abbiamo collaborato immediatamente per lo scambio di informazioni relativo alle operazioni di soccorso, all'identità e la provenienza delle persone a bordo. A noi la Guardia di Finanza non ha contestato alcunché. Una situazione in costante aggiornamento e il primo epilogo di una emergenza nata quando la Mare Ionio aveva lanciato l'allarme per il gommone in avaria dei migranti in mare aperto. Secondo il racconto dell'equipaggio, la sala operativa della Guardia Costiera di Roma aveva risposto alla Mare Ionio con una frase emblematica: coordinatevi con le autorità libiche, secondo le istruzioni del Viminale. Una frase che ha sbalordito i veneziani: impossibile coordinarsi con un paese in guerra. Di qui la decisione di puntare verso l'Italia. Per Caccia e gli altri si potrebbe profilare una nuova accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, come è accaduto la prima volta. Il sorriso, gli occhi di Halima, la bambina sudanese di 2 anni che abbiamo salvato ieri, vale qualsiasi denuncia, qualsiasi problema giudiziario. Sinceramente io me ne infischio. Dopodiché siamo consapevoli invece solidamente e serenamente di aver agito nel soccorso e nella rotta verso Lampedusa nel pieno rispetto della legalità.